situazione scandalosa. Bannoa è nata per dare l'acqua pubblica ai cittadini, invece è il contrario, abbiamo dei servizi incredibili, abbiamo un'acqua che è formalmente pubblica ma in pratica non lo è, nel senso che non è accessibile, abbiamo interruzioni di servizio anche a disabili, da poco è morta anche una persona quando gli hanno staccato l'acqua sotto sugli occhi, gli è venuto un infarto per dispiacere. La situazione è gravissima, l'acqua è un diritto dell'ONU, è un diritto umano sancito dall'organizzazione dell'ONU e in Sardegna questo diritto non viene rispettato. E siccome Abbanoa non è una cascata dal cielo, è pubblica, sono le istituzioni, Sassari detiene il 13% delle azioni di Abbanoa, quindi Abbanoa ha nomi e cognomi, Abbanoa sono i partiti italiani che governano questa regione, allora ci sono dei responsabili. Molta gente pensa che Abbanoa sia un ente astratto. Abbanoa è i comuni e la regione, quello che prima era appunto gesticolato. Per cui ci sono delle responsabilità ben precise anche che devono prendersi sia la regione che il comune, in particolare anche il comune di Sassari, che sappiamo benissimo la situazione dell'acqua qui a Sassari, oltre che un disagio enorme nelle interruzioni continue, che peraltro ci vengono fatte pagare, perché i giorni che non viene data l'acqua vengono conteggiati comunque nella bolletta. E poi abbiamo comunque una dispersione del 45% circa nell'impianto, che non è ristretto come dovrebbe essere. Questo è come c'è un problema. Abbanoa ultimamente si fa risentire per chiedere questa cauzione indebitamente, perché la cauzione si chiede fronte di un contratto fatto inizialmente, non un corso d'opera, diciamo. E in più si arroga un diritto che non gli spetta, quello di rivolgersi ad Equitalia, nonostante le sentenze che sono state riguardo questo, di fare l'interruzione di un pubblico servizio, perché per legge ogni cittadino, anche moroso, deve essere consentito avere 50 litri d'acqua.